Atletico 2000, ottava giornata di Serie A2. Si affrontano l'Edufis Academy e il The Wall. Calcio di punizione, la battuta secca, la respinta della barriera, poi ancora col destro! La rete del vantaggio del The Wall, la segna Pellegrini, 0-1 il risultato. Ripartenza secca, adesso palla messa al centro per Pellegrini, doppietta del numero 9, il capitano questa volta fa la rete col mancino. Cerca il compagno, l'1-2 perfetto adesso di Copparoni che prova il sinistro, il palo pieno. Calcio d'angolo battuto, palla messa in mezzo, c'è la deviazione vincente, è quella di Copparoni, 3-0 adesso del The Wall. Il lancio, occhio alla respinta, la ribattuta, 1 contro 1 contro il portiere da parte di Salutari, respinge il portiere avversario. Il lancio lungo a cercare il compagno, c'è Salutari che può essere servito, viene servito Salutari, 4-0 il The Wall la porta a casa. Salutari segna la quarta rete dei rossoblù. Occhio che stima sulla destra, può metterla in mezzo, lo fa Casagrande, il palo pieno, anzi no, la palla è entrata. L'Edufis prova ad attaccare adesso sulla destra, la palla messa in mezzo, attenzione, non tocca nessuno, rete dell'Edufis Academy, 1-5 il risultato, azione un po' confusa. Il lancio lungo a cercare Casagrande, 1 contro 1 contro il portiere, ancora Casagrande, Casagrande, respinge il portiere, palla che rimane lì, occhio sono ancora di più quelli del The Wall, palla ancora per Casagrande, doppietta per lui, 6-1 del The Wall. Prova la conclusione che finisce fuori, ma non c'è più tempo all'Atletico 2000, il The Wall batte l'Edufis Academy per 6-1. Tutto bene, anche oggi mancavano un po' di persone, però alla fine abbiamo messo su una buona squadretta e è una partita tosta perché era contro la diretta concorrente al titolo e è andata bene.